Allora, siamo di nuovo insieme, sempre con i nostri ospiti. Prima di dare la parola ad Alberto, scrittore, giornalista, direttore artistico, Alberto Tosofei, voglio proprio un po' fare una chiusa con l'avvocato. I volontari hanno un ruolo importantissimo, come si preparano? Sono bravi, sono attenti, sono impegnati, sono professionisti? Allora, il volontario di una Pro Loco è una persona della porta accanto, quindi una persona come me, come tanti altri, che vuole mettersi in gioco, vuole dare una mano per il proprio territorio e vuole spendere del tempo, chi più, chi meno, in base al proprio tempo a disposizione, in base a quello che si può dare, per valorizzare il proprio territorio. Ecco, ci si trova ovviamente periodicamente, si buttano giù delle idee, si fa un po' di brainstorming e poi si cerca di trovare il metodo e anche i finanziamenti a volte per realizzare questi eventi, grazie a dei contributi amministrativi ma anche dei contributi privati, degli sponsor eccetera, e si fa un grande lavoro, tutto votato al volontariato, quindi tutto votato alla voglia di mettersi in gioco per gli altri e per il territorio, con grande spirito di altruismo, e si cerca di prepararsi ai vari eventi e a volte abbiamo veramente dei volontari delle Pro Loco che sono esperti in determinati settori. Quindi professionisti. Sì, chi alle luci, chi magari al mondo del teatro. Quello che un po' diceva e chi Alberto, poi alla cucina, perché ci sono tanti nostri volontari che sono dedicati al mondo della cucina, fanno delle torte straordinarie, fanno dei risotti buonissimi, fanno del vino magari anche molto, molto particolare, quindi abbiamo veramente dei volontari che sono una risorsa sul territorio da valorizzare, ma soprattutto, lasciami dare questo invito, chiunque volesse partecipare e fare volontario delle Pro Loco si avvicini alla propria Pro Loco e dia la propria disponibilità, perché ci si diverte tanto. Ecco, questo è bellissimo, senza distinzione di età e di niente, perché per cui anche persone magari che sono in pensione, sono anziane, possono partecipare. Siamo è una cosa molto, grande molto amicizia bella. e in grande famiglia. Allora Alberto, grazie avvocato. Alberto, volevo chiedere ancora a te, tu comunque sei stato protagonista anche nei tempi passati, adesso non so se la cosa si rinnoverà post lockdown, di altri eventi del mistero nella tua città che è Venezia. E quindi durante il carnevale in particolar modo hai fatto scoprire una città diversa, poi anche in altre situazioni. Il tutto nasceva ancora tanti anni fa da delle ricerche, da una tua passione, da libri che hai scritto sulla Venezia misteriosa, di leggende, no? Segrete, nascoste, poco conosciute. È così, nel senso che io inizio oramai si parla, misuriamo il tempo in decenni. Mamma mia, non troppi, però alcuni decenni fa ho iniziato a fare delle ricerche e a raccogliere soprattutto quelle storie che non stavano scritte da nessuna parte. Ne sono nati alcuni libri che ho legato ai luoghi, il principio è sempre quello, e che poi sono diventati un sacco di iniziative. Tu citavi il Carnevale, che è una delle varie iniziative. Peraltro quest'anno, nel 2021, anche il Carnevale è stato digitale e abbiamo trasmesso in diretta streaming quel che si poteva trasmettere, ma è andata molto bene. E quest'anno peraltro è un anno particolare, perché poi le mie ricerche sulla tradizione orale hanno avuto una decisa virata verso la storia, ma la storia che è fatta anche di leggenda. E per esempio quest'anno per Venezia è un anno molto particolare perché segna i 1600 anni leggendari dalla fondazione. Si tratta ovviamente di una convenzione, no, non c'è nulla di storico. Venezia molto probabilmente nasce prima, no, ed è una continua trasformazione, ma è una leggenda che ha un'importanza determinante, perché in tutti i territori della Serenissima, fino a che esistette la Repubblica, l'anno per esempio cominciava il 1° marzo e non il 1° gennaio come nel resto d'Europa, perché Venezia era nata il 25 marzo del 421 secondo la leggenda. Quindi è vero che Venezia nasce il 25 marzo del 421? No, non è vero. È vero però che questa leggenda va a incidere profondamente in milioni di persone che in 1000 anni di storia e di vicende si sono succedute in questa città. Sì, è vero. È una leggenda che quindi si è storicizzata e questo ha un'influenza anche sulla storia. Chiudo annunciando un prossimo lavoro, è in uscita entro qualche settimana, perché negli ultimi quasi 5 anni
con una epigrafista che si chiama Desi Marangon, abbiamo condotto letteralmente mesi e mesi di sopralluogo su tutti i supporti di marmo pubblici della città, calle per calle, campiello per campiello, raccogliendo migliaia di graffiti antichi, ben inteso, quindi croci, figure umane, navi, cronache e altre testimonianze che abbiamo raccolto in un volume che è appunto di prossima pubblicazione per Linea d'Acqua, ed è un lavoro veramente entusiasmante, perché anche lì attraverso queste testimonianze delle quali nemmeno ci accorgiamo mentre camminiamo per strada, riusciamo a raccontare la storia e moltissime storie. Non c'è ancora il titolo in giro. Non è uscito il titolo. Non c'è ancora il titolo in giro, però nel titolo ci sarà la parola graffiti e la parola Venezia. Ecco, dai, ti avremo ancora, così ci racconterai quando sarà pubblicato, così potremo coinvolgere i nostri telespettatori. Parlavi di leggende trasmandate oralmente, quindi la famosa tradizione orale che si rischia di perdere. Quanto è importante e quindi quanto sei riuscito a cogliere anche dell'essenza di un popolo, di un'identità che c'è in questo? È importante perché racconta appunto molto, è importante non disperderla perché è preservazione di memoria di credenze, memoria di un luogo, memoria di persone che ci hanno preceduto, e anche se in questa forma molto particolare, a volte romanzata, a volte trasformata in leggenda, è comunque parte profonda delle nostre radici e della nostra memoria, appunto. E rafforzare la nostra memoria non può e non è ovviamente un male, perché rafforza la nostra identità. E quando noi siamo forti nella nostra identità non abbiamo nessuna paura di nessun confronto, insomma, e anzi l'apertura verso altre identità e altre culture è la cosa migliore che possiamo fare quando abbiamo una ricchezza, no, che può diventare moneta, bellissima moneta di scambio gratuito. Ci sono stati altri luoghi che in tutto questo periodo ti hanno ispirato a scrivere di segreti, di fatti nascosti, storie, leggende, a parte Venezia, dove ovviamente anche in virtù del tuo lavoro lì, della tua vita a Venezia per lunghissimo tempo, anche nelle isole, avevi tante conoscenze, tante persone che comunque potevano raccontarti? Ma sì, nel senso che, come dicevamo a inizio trasmissione, l'Italia ha questa peculiarità, moltissimi altri paesi, questo è evidente, no? Però la nostra storia è fatta anche di questo, è fatta di queste narrazioni. E io appunto un po' su Roma, dove anche risiedo, la mia vita la divido tra Roma e Venezia, e sulle Marche delle quali parlavamo prima, io per esempio nel mettermi a lavorare sulle Marche ho scoperto dei luoghi veramente incantevoli, ecco. Ma per tornare al Veneto, il Veneto stesso è veramente una specie di scrigno di tesori di pietra, perché basta veramente mettersi in viaggio, no? Da una località all'altra, dalle città murate alle rocche, dai borghi alle cittadine che anche apparentemente più semplici hanno comunque una chiesa, una villa, una piazza, un piccolo tesoro prezioso da mostrare, ecco. E in genere quel tesoro, che porta con sé insomma una storia architettonica, porta però invece con sé anche delle storie invisibili, che sono storie di persone, che sono storie di vicende che vi sono avvenute o che hanno in qualche modo provocato l'esistenza stessa di quel luogo. Ecco, scoprire queste cose, scoprirlo al cospetto di questi luoghi, credo sia il regalo più bello che possiamo farci. Ci devono essere delle altre collaborazioni con storici, diciamo con altre figure nella tua ricerca? Tante volte ci sono dei libri che prevedono collaborazioni anche molto importanti e quindi ricerca con chi collaborare, oppure riesci a farlo da solo? A parte il libro ultimo con la Marangoni. No, io non disdegno la collaborazione con esperti del settore. Anche esatto. Questo libro che è scritto con Desi Marangon, però per esempio si rifà, perché abbiamo trovato riferimenti di molti generi legati, che ne so, alle regate di un tempo, legati a lingue che non sono né l'italiano né il veneto,
e quindi ci siamo dovuti rivolgere a diverse competenze per riuscire anche a decrittare a volte questi segni. Ma io ho scritto per esempio un libro sulla Venezia di Shakespeare con Shaul Bassi, che è ordinario a Ca' Foscari di letteratura post-coloniale e che di Shakespeare è un esperto. Ho scritto un libro con Lara Pavanetto, che è una storica di Noale che ha scoperto una vicenda in archivio di Stato qui a Venezia, sulla quale abbiamo lavorato assieme, e quindi anzi, insomma, che poi è lo stesso principio che viene riproposto nel festival, perché sono decine, devo dire, su ognuno, no? sul suo territorio, gli storici e gli appassionati di storia che si sono messi alla ricerca di storie vecchie e antiche, nuove e antiche, scusatemi, ai fini proprio della loro rivalutazione e riproposizione, nel caso del festival, sotto forma di spettacolo. Un sogno nel cassetto? Ma vedere, o sogni nel cassetto, più di uno? No, vedere forse, ecco, il riprodursi, abbiamo cominciato con le Marche, dopo il Veneto, il riprodurre questo format più e più volte, ma perché è bello e perché vale la pena che venga riprodotto. Assolutamente, no, ma anche e soprattutto per regioni che magari possono essere meno visitate, meno scoperte, meno turistiche, tra virgolette, dare delle opportunità anche appunto fuori stagione di poter essere viste, anche nel sud Italia. Adesso se pensiamo al discorso della Basilicata, è bastato mettere Matera al centro culturale dell'attenzione e il rilancio che ne ha avuto, anche lì magari raccontare storie eccetera in altre location può essere veramente bellissimo. La cultura è, come dire, anche produce un movimento economico assoluto. Ecco. Con la cultura si mangia, questo ve lo posso assicurare. Avvocato, cosa dice relativamente a questa osservazione? La cultura e altre... Sono assolutamente d'accordo, anzi quest'estate ho visitato proprio Matera e dicevano appunto nella nostra guida quello che tu hai detto, e cioè che proprio il fatto che sia stata nominata capitale della cultura ha portato anche un indotto economico e dei finanziamenti con i quali sono riusciti a restaurare molti di questi sassi che erano magari lasciati in abbandono e hanno fatto diventare di Matera una grande città turistica a livello europeo, direi a livello mondiale, perché con noi c'erano persone che provenivano da tutto il mondo per visitare questa perla assolutamente eccezionale come Matera, e questo può succedere anche nel nostro territorio perché il momento turistico è sicuramente il momento di rilancio economico, quindi sono assolutamente d'accordo sul fatto che con la cultura si mangia, ma questo è assolutamente vero, soprattutto l'Italia, anche se sappiamo che l'Italia, adesso mi viene in mente all'Italia per esempio la nostra compagnia di bandiera, pur essendo il nostro territorio il più grande tesoro culturale del mondo, fatica però a promuoversi a livello culturale all'estero. Pensiamo per esempio a quello che è successo appunto con Alitalia, che non abbiamo una compagnia che ci porti i turisti qua direttamente, però c'è tanto da fare, c'è tanto lavoro da investire, ma credo che ce la possiamo fare se ci mettiamo d'impegno. Alberto, proprio in chiusura, adesso appena mi danno il segnale che abbiamo sforato, lo vediamo, ma solo una battuta. Le tue opere, i tuoi libri sono stati tradotti in diverse lingue, se non sbaglio, quindi la curiosità, ma è per Venezia, perché Venezia è Venezia, e senza dubbio il vederla con occhi diversi anche per lo straniero è una cosa sensazionale, leggere questi fatti è trasversale all'identità, ma potrebbe essere un'idea un domani anche dare delle traduzioni di questi eventi, di queste storie che vengono raccontate in tutto il Veneto con il mistero? Proprio una battuta. Di sicuro sì, il libro esiste già, I misteri del Veneto, che è stato scritto, l'ho tirato fuori da me, ma anche in collaborazione appunto con tutti gli amici delle Proloco che nel corso degli anni hanno offerto le loro storie, e si potrebbe sicuramente, insomma, tradurlo e farlo diventare anch'esso in qualche modo un piccolo ma significativo biglietto da visita dei nostri territori per le comunità straniere. Un veicolo turistico. Allora Alberto, grazie mille di essere stato con noi, grazie di aver dedicato il tuo tempo, buon lavoro, io spero di poterti avere anche qui in carne e ossa a presentare, perché no, il prossimo lavoro, la prossima opera, oppure qualche altra cosa, tanto hai tantissimo sempre da raccontare, ci affascini con le tue conoscenze. Grazie ancora di essere stato con noi. Grazie anche al contributo importantissimo dell'avvocato Emanuele Compagno, che
che è presidente del Proloco Camponogara, dell'Umpli, del consorzio Proloco di Brenta Adige. Grazie. Buonasera, anche a lei, grazie a voi e a voi telespettatori di essere stati qui con noi. Vi ricordo, la puntata la potete rivedere naturalmente sul web, sul nostro sito, quindi cogliete l'opportunità di questo periodo per fare qualcosa di piacevole, interessante e perché no anche divertente con il Festival del Mistero. Grazie e buon proseguimento.